Si parte per la quarta tappa, a Catanzaro-Bari di chilometri 352. La classifica generale dopo ieri è immutata tranne il salto di De Filippis che dal 13° posto passa al 6º. È la tappa più lunga del 43° Giro d'Italia. Dopo una prima parte di asperità dove si toccano anche gli 800 metri del bivio Bonacci, sotto un sole cocente si passa tra campi fioriti e tutto il quadro porta a procedere con andamento turistico. La maglia rosa Minardi in testa al gruppo conversa amabilmente con Magni e ne approfitta per dissetarsi. Dopo 300 km di estrema calma sulla salita di Gioia del Colle scatta Coletto con Panzini, un abile a lungo. Gli si accodano Conterno, Barozzi e Van Est. Il gruppo segue nella sua andatura senza minimamente preoccuparsi della fuga. I due piemontesi, Conterno e Coletto, tirano con perfetti cambi. A Bari, tra due ali di folla, Angelo Conterno brucia lo sprint. Il pubblico rompe gli argini e porta in trionfo il vincitore. Anche oggi